Benvenuti ad AgriNews. In apertura il saluto e l'augurio di buon lavoro dell'assessore all'agricoltura della Regione del Veneto, Federico Caner. Io oggi desidero fare un in bocca al lupo a tutti gli agricoltori e al mondo agricolo che da oggi ha questa grande opportunità, questo appuntamento bisettimanale con AgriNews che ha il compito di informare il mondo agricolo di tutte le novità, parlando di ricerca, di innovazione, del problema della siccità, dell'utilizzo dell'acqua in maniera parsimoniosa, di tutte le problematiche che interessano il mondo agricolo nostro, veneto, e che ci vedono sempre preparati in termini di ricerca e di innovazione per poter accogliere quelli che sono i cambiamenti che in questi giorni stiamo vivendo. Questo appuntamento è voluto da Veneto Agricoltura in collaborazione con CS-Qua, la nostra società di certificazione Bioagro, società per i settori agricolo, forestale e agroalimentare, Intermizzo Centro di Produzione di Genetica Bovina, in collaborazione con ARPAV, l'Agenzia regionale di prevenzione e protezione ambientale. Iniziamo subito con uno dei temi caldi e che sicuramente sta mettendo in ginocchio il settore primario, quello della siccità. Se la siccità permane, i danni alle culture saranno inevitabili. Gli effetti diretti delle mancate piogge coinvolgeranno quantità e qualità delle produzioni. Al momento i disagi all'agricoltura veneta sono ancora contenuti e gestibili, grazie anche alle brevi precipitazioni degli ultimi giorni. In inverno l'evapotraspirazione dei terreni, ossia la perdita d'acqua, non è significativa e la riserva idrica tende a conservarsi. I terreni destinati alle colture principali, mais e soia, se ben lavorati, possono essere seminati e hanno l'acqua sufficiente per le prime fasi di sviluppo. Questo vale anche per il frumento, che necessita di poca acqua per la crescita. La siccità riduce l'aggressività di alcune malattie fungine, con conseguenze sulle produzioni. Il persistere della mancanza di piogge abbondanti rischia però di riflettersi sul livello degli invasi, da cui si ricava l'acqua indispensabile per l'irrigazione dei terreni nelle stagioni calde. 30 sono i volumi che riguardano il settore orticolo e floricolo. L'ultimo, relativo al 2021, è quello che è stato presentato il 7 aprile scorso presso il Centro Sperimentale Po di Tramontana, con i risultati sperimentali nei settori orticolo e floricolo. La pubblicazione parla delle prove varietali effettuate lo scorso anno presso il centro, punto di riferimento per gli operatori del settore. Obiettivo: fornire agli addetti ai lavori risultati tecnici operativi, indicazioni innovative e formazioni, in particolare sulle varietà più performanti, indicazioni su nuove tecniche di coltivazione per garantire naturalmente un risultato economico nel rispetto della sostenibilità ambientale e sociale. È partita ieri la 54esima edizione di Vinitaly, la principale rassegna vinicola italiana in programma a Verona sino a mercoledì 13 aprile, con un successo di pubblico e di addetti ai lavori, soprattutto di produttori veneti. Spazio alle notizie di utilità che arrivano dal programma di sviluppo rurale regionale PSR per le piccole e medie imprese. C'è il voucher Imprese, attraverso il quale le aziende possono chiedere agli operatori di telecomunicazione accreditati un contributo che va dai 300 euro fino a un massimo di 2.500 euro per servizi di connettività a banda ultralarga. Il piano, fino a esaurimento scorte, termina il 15 dicembre del 2022. Per informazioni www.mise.it. Entriamo ora nel mondo dello street Italian food, così come ce lo presenta lo chef Alessandro Mazzone. Siamo qua a presentare una bellissima ricetta tradizionale, andando a condire prima una parte delle insalate IGP insieme. Utilizziamo una gallina di Polverara. Andiamo a condire con un pizzico di aceto Paontu, una corona di asparagi crudi. Ricordo a tutti i nostri amici che questi sono prodotti che fanno parte di quella categoria IGP e DOP di cui il Veneto è ricchissima. Un po' di cipolla caramellata. Terminiamo con dei pinoli, qualche asparago bianco di Badoere. Finiamo con una crema di asparagi. A questo piatto, cari amici, andremo ad abbinare un vino dei nostri Colli Euganei, in particolare un moscato giallo sui lieviti ancestrale. Buon appetito! Nelle ultime 2 settimane sono tornate le piogge che solo in parte hanno attenuato il forte deficit accumulato in inverno, ma che sono state sufficienti per dare avvio alle prime infezioni fungine, tra cui quelle di ticchiolatura delle pomacee. Per la prossima settimana le temperature saranno vicine o superiori alla norma, scongiurando così
il pericolo di gelate tardive che in questo periodo possono arrecare gravi danni alle piante da frutto. Bisognerà invece attendere ancora per avere piogge più abbondanti, poiché nei prossimi giorni non si prevedono eventi di rilievo. Grazie a tutti per l'attenzione. AgriNews vi dà appuntamento alla prossima puntata.